La data da segnare sul calendario è domenica 19 giugno. L'evento è Alto Sile by Bike, una biciclettata per conoscere le bellezze dei 5 comuni, Vedelago, Morgano, Quinto, Istrana e Piombino Dese bagnati dal Sile. Tre circuiti da 15, 20 e 33 km che porteranno i partecipanti a toccare alcuni siti naturalistici e culturali come l'Oasi di Cervara, il Gran Bosco dei Fontanassi, la Rotonda di Badoere. 4 gli ingressi e i percorsi, un modo per accompagnare i ciclisti alla scoperta delle peculiarità dei 5 comuni. Dobbiamo offrire al turista le nostre eccellenze, dobbiamo farle conoscere e ciascuno deve metterci del proprio a livello quindi sia di attrattività dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico e unire anche il culturale. Si tratta del primo evento che rientra nel più ampio progetto di marchio d'area Alto Sile che ha visto il comune di Morgano capofila con il successivo coinvolgimento degli altri territori bagnati dal Sile, con l'obiettivo di promuovere il turismo in quest'area che attraversa le province di Treviso e Padova. Per dare appunto lustro, per dare operatività soprattutto alla nostra progettualità di promozione territoriale. Ci auspichiamo che la partecipazione sia numerosa e che tutti i cittadini, non solo ma anche dei territori limitrofi, vengano a trovarci e vengano a percorrere i nostri bellissimi territori. Fondamentale in questa avventura è il gioco di squadra tra tutte le amministrazioni coinvolte. L'idea è quella di insieme portare avanti un progetto che possa avere una ricaduta in tutti i 5 comuni, però con magari un po' meno sforzo, perché chiaramente da soli si fa quel che si può. Oltre 1 migliaio le persone attese per questo primo evento, soprattutto famiglie e naturalmente tanti bambini. È la prima iniziativa dopo questo periodo di pandemia ed è un modo di far conoscere il territorio del parco che molte volte non è conosciuto. È un modo per far avvicinare i ragazzi, i bambini già alla natura, che è fondamentale nel nostro sistema di vita.